la prima volta nella tua lunga ormai carriera musicale, perché hai fatto band, duetti, eccetera, la prima volta che ti presenti con il tuo nome, Andrea Galderisi. Come mai questa scelta? È stata una scelta importante da prendere e probabilmente perché è la prima volta che mi assumo la responsabilità completa di dire, ho scritto le canzoni, ho scritto i testi, sento questo progetto mio al 100%. Da tempo. Tra l'altro è una canzone che mi richiama molto gli anni 80-90, no? Un po', ha dei suoni che trovo familiari. È voluta questa cosa? Sono nato negli anni 80, fine anni 80, e sono cresciuto con quella musica, quindi delle influenze di quel periodo ovviamente ce le ho. Ah, ti facevo più rock? Ma io sono un rocker e poi dopo il prodotto è venuto fuori così. Stento a credere nell'armonia. Adesso sei anche nazionale cantanti, sai che io ci ho giocato molti anni fa, il mio allenatore era Giacobbe, il tuo allenatore oggi è? Giacobbe. Il nostro amico che salutiamo, Sandro Giacobbe. Sandro, mister, sono un jolly. Perché sai giocare bene? Probabilmente sì, e quindi non so mai cosa aspettarmi, a volte faccio il terzino, a volte il centrale dietro, a volte il centrocampista, a volte la punta. Che cosa ti sta insegnando la nazionale? A livello umano tantissimo, avere a che fare con comunque artisti, avere la possibilità di conoscere, da imparare da pietre miliari della musica e da giovani emergenti che magari fanno un genere diverso dal mio. E poi il confronto quotidiano, no? Anche artisticamente parlando, di confrontarsi, di ascoltare cose nuove insieme. E quindi è una bella lezione, è un bel viaggio. Ed è anche una bella sfida oggi scegliere la musica come professione. Sì, però io sono dell'idea che se hai da dare musicalmente c'è qualcosa che ti arde dentro e che devi buttare fuori, è giusto provarci fino alla fine e dare, e che la tua musica sia lì, qualcuno la deve sentire. Stento a credere nell'armonia. Mi fai un 5 secondi di Sperare di meglio a cappella? Stento a credere nell'armonia. Ciao Andrea, buongiorno Martino. Grazie.